Sono storie a dire voi pensate a fare il prete. Che cosa vuol dire? Io mi preoccupo di diffondere il Vangelo, ma secondo quello che dice il Vangelo. La religione non è chiudersi in chiesa, la religione è vivere nell'ambiente, sul territorio, a vivere su quello che è la situazione reale della gente e della società. Così don Claudio Miglioranza all'indomani della bufera scoppiata dopo la predica nella messa celebrata ieri alla Pieve di Castelfranco, nel mirino le parole del sacerdote nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il decreto sicurezza e per le sue scelte politiche in materia di immigrazione. Io ho detto anche che fomenta il razzismo perché tutti quelli che sono stranieri sono irregolari negli accenti che lui pone. E poi quando ci sono incidenti, evidentemente il primo accenno è agli stranieri che invadono il nostro paese. Parole che hanno irritato alcuni parrocchiani presenti alla funzione, ma don Miglioranza non si scompone. Prete di frontiera, più volte in prima linea per i diritti civili, è noto per posizioni che hanno fatto discutere, dalla difesa dei migranti alle unioni civili per le coppie gay, alle critiche all'allora AD di Fiat Sergio Marchionne sui diritti dei lavoratori. Ora tocca a Salvini. Si proclama cattolico brandendo il Vangelo e il Santo Rosario e io ho detto che va bene, può proclamarsi cattolico, ma certamente questo non è cristiano, per cui la sua predica non è secondo il Vangelo. Ed il ministro dell'Interno risponde a stretto giro via social. Non ho parole, un comizio durante la messa, scrive Salvini. Manderò a questo prete il testo della legge perché capisca che è un passo avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen.